Io mi assento 30 secondi, il tempo di sbloccare un sogno e torno da voi. Benvenuti. La puntata di oggi è dedicata a Udine, città del nord-est di quasi 100.000 abitanti. Siamo al centro del Friuli, a poche decine di chilometri dall'Austria e dalla Slovenia. Parliamo di sicurezza. Tutti noi vorremmo vivere in una bella città tranquilla, senza timori, serenamente, una città fatta a misura per noi. E allora, quando una città può dirsi sicura? Una città sicura è una città dove tutti rispettano le regole. Le regole sono fatte per dare quella sensazione di libertà e di sicurezza a tutti quanti. Sì, ma che cosa pensa la gente? Sicurezza, nessuno più è sicuro, in nessuna parte del mondo. Una città sicura la definirei come quella in cui posso camminare con i figli per strada senza temere per l'incolumità fisica mia e delle persone che mi stanno a fianco. Poter la notte tranquillamente dormire con le finestre aperte perché fa caldo senza avere la preoccupazione che qualcuno ti entri in casa, il poter parcheggiare tranquillamente la macchina senza avere la preoccupazione che te la rubino, come è successo a me sotto casa. È vero che nella propria città, nel proprio quartiere, nessuno si sente sicuro. Udine è una città sicura? No. Dipende dagli orari, dai posti e come ti poni tu. A mio parere sì, rispetto ad altre città del nord sicuramente ha un buon livello di sicurezza. Ci si sente poco difesi e continuamente minati proprio anche all'interno delle proprie abitazioni, delle proprie case, da questa mancanza totale di sicurezza. È ancora un'isola felice, non possiamo lamentarci, perché non abbiamo ancora il terrore della catenina d'oro o della borsetta, tutti questi scippi che invece nelle grandi città sono all'ordine del giorno. A vedere quei poliziotti di quartiere ci si sente sicuri, tranquilli, poi sono tanto gentili, sono dei bei cristoni. E lei si sente sicuro? No. Perché? Perché lo sapete da soli. Troppi clandestini. Troppi clandestini. Quando sono a casa mia sì, perché sono con i miei genitori, con la mia famiglia, sto tranquillo. Quando sono in giro per il quartiere, se è di giorno sì, perché c'è abbastanza gente, ma se devo camminarci di sera o di notte un po' di meno, perché sì, in questo quartiere ci sono anche varie persone che magari non hanno un atteggiamento molto serio, sono persone un po' sbandate. Si rinchiudono nelle loro case, grosso lavoro per coloro che fanno serrature, perché si barricano proprio nelle case, escono poco. Gli anziani sono preda inesorabile di borseggi con trascinamenti a terra, è una cosa vergognosa. Sentiamo allora cosa ci dice adesso un anziano. Sono un tipo che cammina molto e mi piace anche andare a fare qualche passeggiata con mia moglie dopo cena, in giro per la città e anche qua in periferia, anche dietro al cimitero, questi posti un po' periferici, e mi dà una sensazione di una grande sicurezza, cosa che non si può, io penso che in tante altre città non si verificano queste condizioni qua. Ma io direi di sì, considerando anche altre città che conosco. Sì, ma allora cosa succede nelle altre città? Come ci si sente? Ad esempio in una metropoli? A Milano c'è successo diverse volte, ad esempio in un ristorante eravamo a mangiare e sono entrati in 4 con il viso coperto, con i fucili a canne mozze e ci hanno proprio puntato le armi, ci hanno fatto mettere le mani sul tavolo, è stata una scena, poi hanno picchiato della gente. Sì, vabbè, ha detto Milano, poteva anche dire Roma, Napoli, Torino, Genova, altre grosse città. Comunque, torniamo a Udine. Ci sono allora dei quartieri cosiddetti a rischio, dove la gente si sente meno sicura? Ci sono?
quando io ho detto abito vicino a via Riccardo Di Giusto mi hanno detto pensavo fossi una brava ragazza. Una volta si aveva paura di via Riccardo, adesso non è più così, ma proprio per tutti i tipi di servizi che vengono fatti, assistenza sociale, servizi sociali, cioè si fa molto. Anche del centro, dicono al centro tutta brava gente, chi abita al centro, ma non è vero. Chi abita in periferia allora non è brava gente, non è vero. Poi non parliamo di certe zone della città che una persona anziana o un giovane ha paura di camminare, la propria figlia o la propria madre non può camminare. Diciamo che Udine Sud, vedi stazione, vedi così, sta diventando come quelle città, come le metropolitane dove non si può più vivere. Trovo che sia un quartiere ricco e vivibile da questo punto di vista. Ci sono, ribadisco, delle attività, ci sono delle strutture che hanno portato ricchezza culturale prima che sociale, insomma culturale e sociale prima che economica, mettiamola così. Persone che non hanno un comportamento adeguato ci sono in tutti i posti. Nonostante ci avessero detto che questo era un quartiere molto pericoloso, San Domenico, però a noi non è mai successo niente. Ma allora se le persone che possono fare del male ci sono da tutte le parti, cos'è? Sono dei gruppi, delle categorie ben specifiche che delinquono più di altri? Di categorie di cui si deve aver paura ce ne sono molte. Non certamente paura degli zingari che ti ammazzino, ma certamente che ti depredino di tutti i tuoi averi, questo c'è la possibilità. Quando vengono in gruppi sono difficilmente controllabili, poi normalmente i maschi hanno l'abitudine di bere parecchio e non hanno rispetto della proprietà, soprattutto non hanno rispetto delle leggi e di niente, e capita spesso che anche quando chiedi magari l'intervento della pubblica sicurezza ti dicono che finché non compiono un reato loro non possono fare niente, però intanto noi dobbiamo subire magari o le angherie o le risposte o i furti, perché spesso succede. A me è capitato un giorno, passavo con la bicicletta con una mia amica, lei aveva lo zaino, l'hanno presa per lo zaino, l'hanno tirata e alla fine è arrivato un calcio da dietro, poi loro sono andati via. Ma hanno un modo di comportamento che è molto sottile, molto proprio sulla linea di confine tra legalità e non legalità, perché sanno che comunque sono intoccabili in quel momento. Sì, va bene, gli zingari, ma allora anche tutti gli altri extracomunitari. Ormai le nostre città brulicano di gente di tutte le razze. Allora anche loro sono dei potenziali esseri criminali. Eliminare quelli lì e basta, che vengono col passaporto e con la carta d'identità, il libretto di lavoro normale. Possono venire di più di quelli che sono, però con il libretto di lavoro, col passaporto e tutto. Non venire della gente che non si sa di chi è, chi sono, che non sono. Sono più visibili perché adesso sono tanti secondo me, quindi sono presi di mira. Comporta che l'udinese tutto sommato è un pochino chiuso, ovviamente senza generalizzare, per cui vede nel diverso una fonte di potenziale pericolo. io vedo certe persone che magari fanno i prepotenti o cose del genere, gli dico ma non possono stare al loro paese, perché se si devono venire qua per comportarsi così... Più stranieri vengono, cioè più bello è, no? Perché avere un'Italia, cioè... con tante parti del mondo, cioè è bello, solo che devono avere un comportamento corretto, cioè non... a parte che anche qua gli italiani hanno un comportamento scorrettissimo. Secondo me il mondo è una casa di tutti, cioè ognuno può andare dove vuole. Ma veramente il mondo è la casa di tutti? Però sì, c'è un po' di diffidenza da parte della gente. Prima ti deve conoscere per poi vedere se ti dà un po' di amicizia. È il fatto che nelle strade oggi, nella nostra città, si sente parlare solo altre lingue. I nostri sono zitti,
sono probabilmente impauriti. L'uomo primitivo aveva paura di tante cose, ma perché non le conosceva? E noi rischiamo di diventare gli uomini primitivi del terzo millennio, cioè che hanno paura di ciò che è diverso, di ciò che non corrisponde a quello che entra nei miei cliché. E più ristretti sono questi cliché, più paura mi fa chi ce li è diversi. Sì, ma cos'è che fanno che dà così fastidio? In via Dante, vicino alla mia scuola a Cecconi, che stavo camminando e praticamente c'era un'extracomunitaria che mi stava seguendo. A un tratto mi ferma e mi dice che mi ha chiesto se volevo andare con lui e mi ha offerto dei soldi. Di giorno? Sì, di giorno. Un insieme di picci, ehi bella, sai, queste cose qua è chiaro che ti rimangono impresse perché le vivi più spesso. C'è sempre stata un po' la percezione, il ricordo del militare classico, sempre senza voler generalizzare, che questo tipo di apprezzamenti li fa e come se li fa. E per esempio molte mie amiche mi hanno detto che sono state importunate in stazione, ma penso che sia comunque normale nelle città. Poi sì, non in modo pericoloso, però invadente. Ti capita di passare davanti a un bar e di trovare 4 persone magari di mezza età che l'apprezzamento è come se lo fanno. Sì, vabbè, a parte gli apprezzamenti delle ragazze che insomma si sa, non è bello, però c'è qualcos'altro che possa dare davvero fastidio? Anche in stazione c'erano su un marciapiede lì seduti con le birre, cioè li riconosci. Ma anche il fatto di vederli gironzolare tutto il giorno lì, sempre lì, per ore e ore, insomma sono sempre lì fermi. Basta andare lì del giardinetto, sono sempre lì. Ma perché stanno seduti tutto il giorno lì? Perché lavorano turni, allora durante il giorno non hanno dove andare, qualcosa, allora si incontrano, perché le case sono intassate 8 in una stanza o qualcosa, perciò anche questo non dà la voglia di rimanere a casa, per esempio nel tempo vuoto, per almeno non so, per usare il computer, per guardare la TV, ma sono costretti di andare fuori a cercare qualcosa di diverso anche. Sì, beh, hanno le case scomode e quindi preferiscono passare il loro tempo libero fuori, no? Ma questa abitudine è solo degli extracomunitari? E l'aggregazione di strada l'hanno sempre avuta tutti, da giovani e non solo da giovani. Per cui qua succede perché effettivamente questo loro, gli extracomunitari, lo vivono un po' come un quartiere loro. E quindi si ritrovano qua, così come un certo tipo di ragazze, di persone si ritrovano in piazzetta, così come un altro tipo di compagnia si ritrova da un'altra parte. Forse il problema è un altro. Può essere che siano quelli che vengono da fuori che non rispettano le regole e allora la gente si incavola? Non è proprio così, o ci dobbiamo adeguare tutti, allora va benissimo, ma no, perché noi siamo dentro, vabbè, anche se parcheggiamo fuori posto, anche se non usiamo la cintura, anche se va bene uguale, anche se ci masterizziamo il CD va bene uguale, anche se ci facciamo la canna, tutto sommato non fa male. Però se arriva lui, no, perché per me è solo fare una canna, per lui è spaccio. E i giovani? Ci conosco un paio di ragazzi che quando erano piccoli nell'infanzia hanno avuto dei problemi, infatti adesso rubano, sono dentro e fuori dalla galera. E che cosa si può fare in situazioni come queste? Dovrebbero essere i ragazzi a denunciare queste violenze magari subite. Ci sono anche molte persone che possono aiutare, magari qui in via Riccardo Di Giusto c'è il PIG. Ok, se uno vuole c'è il punto Informa Giovani. E se uno non vuole?
Chi frequenta? Fa comunella, così o convive con altri ragazzi che vivono le stesse difficoltà. Per cui che cosa incontra di Udine? Non incontra il circolo culturale o l'attività che la città di Udine organizza per i ragazzi del liceo. Ad esempio, con chi si può legare e perché? Credo che mi sono legato ai gruppi di stadio, di ultra, queste cose qui, forse per vincere la mia insicurezza, per sentirmi un po' più forte. Sì, pensando che magari avendo un atteggiamento, che spaccando qualcosa, rompendo macchine, rubando, facendo così, ci siano più persone che ti notano, che dicono che sei forte, che sei uno che comanda. E la nostra sicurezza e quel tipo di discorsi lì comunque raggiungevano un apice attraverso la violenza allo stadio, perché allo stadio c'era la possibilità più di venire alle mani, incontrare, si sapeva che c'erano altri gruppi, queste cose qui. Quando sono in gruppo a volte sono ingestibili e ti trattano anche male. Ma poi quando vengono in ufficio si mettono a piangere e ti raccontano le loro storie. Beh, certo, chi è stato giovane lo sa. Un po' di fragilità, un po' di voglia di essere ascoltati. Se vogliamo rispetto dobbiamo anche darglielo a questi giovani. Sentiamo ad esempio su questa cosa qua, che cosa ne pensano. Ci sono certe persone che dicono se vedi una situazione così chiama la polizia, fai così, e magari loro in prima persona non fanno nulla. Penso che sia disastroso questo, perché come si fa a insegnare qualcosa ai giovani se tu per primo non lo fai? A volte predicano bene e razzolano molto male. Sì, è vero, razzoliamo male. Comunque, ne abbiamo sentite di tutti i colori, extracomunitari, quindi cinesi, indiani, magrebini, africani. E noi? Appunto siamo persone, quindi alla fine tutti abbiamo un cuore, un cervello e io mi fido degli altri, quindi mi sento sicura. In ogni persona c'è il buono e c'è il cattivo, no? Di conseguenza non si può fare una categoria di persone che ci possono minacciare. Possiamo essere minacciati da tutti come da nessuno, no? Perché anche gli udinesi stessi possono essere delinquenti. E allora, queste minacce, questa paura, da dove arriva il pericolo? Da chi mi devo difendere? Di chi è la colpa? L'andamento della criminalità nella città di Udine è senz'altro, a nostro parere, confortante. I numeri che noi leggiamo vanno dal 1998 al 2002 e in particolare per quanto riguarda taluni specie di reato, quale quella dei furti in appartamento, abbiamo un decremento addirittura del 50%. Tutto questo è dovuto ad un'attività di prevenzione che è stata vieppiù intensificata e non ultimo è l'importanza della nuova figura dell'attività di prevenzione che è quella del poliziotto di quartiere. C'è il buono e il cattivo dappertutto, diciamo. Va a periodi. Oggi possono essere più arresti o più denunce, più malcomportamenti, diciamo, da parte di un certo Stato, domani possono essere da parte di un altro Stato, il terzo giorno da parte degli italiani. Non c'è una casistica ben definita, diciamo, di questo, credo. E non è così facile come pensavo. Le cose cambiano a seconda dei punti di vista, delle esperienze vissute, dei pregiudizi di ognuno di noi. Insomma sì, siamo un po' tutti diversi, ma anche un po' tutti uguali. Le paure che ci nascono dentro non sono solo per colpa degli altri, ma per un insieme di cose. Un po' di insicurezza, l'idea di un futuro incerto, la paura verso stili di vita che non conosciamo. Forse un po' di coraggio e di fiducia nel prossimo ci possono aiutare a vivere meglio. E anche questa puntata dedicata a Udine è finita. Io vi ringrazio e vi rimando alla prossima puntata. Arrivederci a tutti.